Alessandro De Marti, l'altro giorno ha compiuto 34 anni della CCC e il deus ex machina di questa flash mob che riguarda i corridori friulani, professionisti e campioni che si sono trovati oggi, il giorno in cui doveva esserci la tappa del Giro d'Italia Rivolto Piancavallo, doveva iniziare 3 giorni belli di giro di grande ciclismo in Friuli, invece sappiamo tutti cosa è successo, la pandemia, il lockdown eccetera eccetera, adesso si spera di ritornare a correre. Oggi vogliamo dare un segnale di ripartenza, è vero Alessandro? Sì, un modo semplice per far vedere che insomma perlomeno siamo pronti a ripartire, no? Quindi siamo qui in attesa, speriamo di poterci così rivedere qui durante la famosa tappa del Giro. Ci sono, ormai voi siete abituati in questo periodo dell'anno a correre, questo qua è uno dei periodi più belli. Che sensazione è essere tipo, è come se voi foste adesso a gennaio, a dicembre, per voi come preparazione? Sì, è una cosa abbastanza ovviamente inusuale e anche un po' surreale, no? Abbiamo ormai da tanti anni una routine, una scadenza che segue le nostre gare, quindi è molto strano, diciamo, dover impostare una stagione a questo punto senza comunque avere delle sicurezze sul calendario, però alla fine, come ho detto prima, noi siamo qua pronti e alla fine mordiamo il manubrio. Lui morde il manubrio e sta facendo giri da 200-300 km per tutto il Friuli, facendo anche un po' da ambasciatore del Friuli nel mondo, con dei bellissimi video. E l'obiettivo quest'anno qual è per te? L'obiettivo sarà correre, sarà innanzitutto riuscire a partecipare a quelle corse che avevamo in programma. Oggi ci dovrebbe esserci stato il Giro d'Italia in Friuli, prima tappa, Rivolto Piancavallo, invece siamo qua dominando il Friuli, con che sensazioni? Cerchiamo di rendere positivo un momento forse un po' meno positivo per tutti e sono sicura che a ottobre ci sarà comunque un bello spettacolo su queste strade. Oggi Cainero, i volontari, 1000 persone al lavoro dovevano esserci per garantire la sicurezza, ci dovrebbe essere un grande spettacolo. Cosa vuol dire a questa gente che si prepara, spera di poterlo fare a ottobre? Sicuramente di tenersi pronti, tenersi i muscoli caldi per quel giorno. E io sono sicura che sarà una bellissima edizione, alla fine maggio come ottobre forse a livello di clima, a livello di scenario sono abbastanza simili come mesi e chi lo sa, magari sarà una bellissima edizione. Matteo Fabbro, oggi dovevi correre in casa tua, a Codroipo c'era la tappa del Giro di Rivolto, tu sei di Codroipo, tua mamma addirittura lavora alla base di Rivolto e invece sei qua dominando il Friuli ma senza Giro d'Italia. Che sensazioni hai? Dispiace perché appunto sarebbe stata la mia tappa di casa, avrei tenuto a partecipare, ad esserci e niente, speriamo che tutto vada bene e possa esserci magari con un po' di ritardo. Jonathan Milan, pugliese, 19 anni, poco prima dello scoppio di questa pandemia, ha fatto furore ai mondiali su pista di Berlino. Poi hanno chiuso tutto anche perché sono rimasti impressionati dalle tue prestazioni. Come hai passato questi mesi? Ho cercato di allenarmi il più possibile, però comunque li ho usati anche per riposarmi, no? Nicola Venchiarutti, 21 anni, neoprofessionista, alla fine della fiera, visto che non si corre quest'anno, tu sei quello che ha corso di più. Che corso hai fatto a gennaio? Ho iniziato in Venezuela con la Vuelta al Táchira e poi il Tour della... Il tuo sogno per quest'anno qual è? Sicuramente quello di partecipare al Giro d'Italia, visto che passa nelle strade dove mi alleno ogni giorno. Visto che hanno raggruppato gli impegni, magari ci conti, no? Sì, magari c'è questa possibilità e sicuramente nelle gare prima cercherò di mettermi in luce e guadagnarmi il posto. Lui è di Osoppo, quali gare farai? Sai già quali gare farai? No, non sappiamo ancora bene il calendario, però comunque la mia squadra farà di sicuro le strade bianche, la Tirreno e tutte le classiche in Italia.